Arriva in Sala Rossa la polemica sul nuovo parcheggio di Corso Galileo Ferraris a Torino, che ha richiesto l'abbattimento di alcuni tratti delle gallerie della Cittadella. C'è una mozione del consigliere del Movimento 5 Stelle Bertola, firmata anche da esponenti di maggioranza e opposizione, per il blocco dei lavori. Cinzia Di Cianni. Hanno resistito all'assedio dei francesi nel 1706, poi ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, ma giorni fa sono state spianate dalle ruspe. Alcune gallerie della Cittadella di fine Seicento sono state sacrificate al nuovo parcheggio di Corso Galileo Ferraris e scoppiano le polemiche. Una petizione online di Gioventù Piemontesa per bloccare i lavori ha raccolto in pochi giorni 2200 firme e l'indignazione dilaga su Facebook. L'iter del parcheggio da 15 milioni di euro, di cui 4 finanziati dalla Regione, era cominciato nel 2008, ma nel 2010 il direttore del museo Pietro Micca aveva lanciato un allarme. Io non mi esprimo più sull'argomento perché evidentemente il mio parere era anteriore all'inizio dei lavori. Dopodiché i lavori sono iniziati, io non lo so se sia conveniente o meno interrompere i lavori. Questo è un giudizio che è una valutazione che deve fare il Comune. La soprintendenza ha autorizzato i lavori, anche se condizionati al controllo successivo degli scavi, e la riconferma è arrivata l'8 maggio. Sebbene le opere già battute non fossero considerate visitabili, ora dal cantiere emerge una galleria del 1689 che collegava una polveriera alla Cittadella e che merita la salvezza. Stando agli studi fatti, dovrebbe essere anche di notevoli dimensioni, che permetteva quindi un passo agevole di circa 2 metri di larghezza e 2 metri di altezza. Sarebbe bello poterla conservare, perché quello è un unicum che non fa parte del sistema di gallerie attuali.